Erano da poco passate le 23:15 e in via Torre Belfredo, a 2 passi dal municipio di Mestre, una donna di 55 anni stava salutando un'amica che aveva accompagnato fino ai portoni di casa per poi rincasare a sua volta. In quel momento però è stata aggredita dalle spalle da un uomo che le ha strappato la borsa spintonandola e facendola finire a terra sotto gli occhi dell'amica, che non ha potuto fare nulla per evitare l'aggressione. Fortunatamente l'accaduto non ha avuto conseguenze gravi se non alcune contusioni al costato e a una mano. Sul posto sono arrivate le volanti della polizia e gli agenti hanno iniziato le ricerche di un uomo che, stando alle descrizioni delle due donne, sarebbe piccolo di corporatura, di carnagione olivastra e basso di altezza. La borsa, senza il portafoglio che conteneva 200 euro, il telefono cellulare e un iPad, è stata trovata in seguito vicino al luogo dell'aggressione. La sicurezza continua ad essere un tema di grande attualità. A questo proposito Alessandro Vianello, consigliere comunale a Venezia della lista Prima il Veneto, ex Lega Nord, ha scoperto che la telecamera di sorveglianza presente nei giardini di Via Piave non è attiva. Ho fatto un'interrogazione a inizio dicembre, dopo il furto di 40.000 euro di biciclette del negozio qui in Via Piave, e mi sono accorto dalla risposta del sindaco che di fatto questa telecamera, come altre telecamere della zona più calda della città, Via Piave, non sono operative. Oltre a quella dei giardini sarebbe spenta anche quella di Piazzale Olivotti. La sorveglianza della zona è quindi affidata alle sole telecamere piazzate dai negozianti di propria iniziativa. Il perché del mancato funzionamento delle telecamere di sorveglianza è presto detto. Non funziona perché ha bisogno di manutenzione. La manutenzione non costa migliaia di euro, costa qualche centinaia di euro, quindi è sufficiente mettere a bilancio una modica cifra. Una telecamera di sorveglianza non funzionante è poco più di uno spaventapasseri. Come abbiamo visto, come spaventapasseri serve ben a poco. Noi abbiamo la necessità non solo di spaventare le persone che sono intenzionate a fare qualcosa contro la legge, contro le persone, ma dobbiamo anche cercare di prenderle e punirle.